Salve a tutti, bentrovati in questa nuova puntata della settimana di Qui Sicilia, a cura del laboratorio politico Alba Siciliana, in compagnia di chi vi parla e dell'amico Salvatore Ginaprelli. Buonasera. Salvatore si è raccomandato, giustamente mi ha ricordato che siamo in silenzio elettorale e quindi rispettiamo diligentemente le raccomandazioni, non mettiamo manifesti abusivi che poi vengono coperti e quindi anche in questo spazio non ci pronunceremo in modi che tanto abbiamo già fatto in precedenza, quindi siamo stati rispettosi delle scadenze. L'unica cosa che io mi sento di dire, ma appunto è soltanto un invito alla valutazione per in particolare il corpo elettorale dei palermitani che dovrà scegliere il sindaco di Palermo, è che solo di sfuggita mi è capitato di ascoltare, insomma di prendere conoscenza di un dato meritocratico, tra virgolette, cioè uno dei candidati ha sottolineato, insomma, o quelli che lo sostengono, alcuni meriti, alcune caratteristiche del suo curriculum in qualche modo, e cioè il fatto di essere riuscito nella sua vita professionale, negli incarichi precedenti che ha avuto, a portare dei risultati di risanamento, in particolare di finanze istituzionali, insomma, parliamo, tanto voglio dire, gli altri possono altrettanto portare il loro curriculum, comunque in questo caso si parlava della Università di Palermo e anche la questione, diciamo, della gestione sanitaria a livello regionale, il che poi può contestare, può dire sì, però fino a un certo punto, ma in ogni caso io invito semplicemente gli elettori a badare un pochino, visto che stiamo parlando di tutte persone che non sono degli adolescenti o dei diciottenni, a valutare più che altro ciò che sono riusciti a fare fino ad oggi nella loro vita attiva, insomma, perché è un buon indicatore, insomma, abbastanza verosimile di quello che effettivamente portano, non tanto come volontà, ma anche come potenziale, come competenze, a questo incarico che avranno ad assumere. Poi, altro discorso è tutti i condizionamenti, la squadra, quello di cui già abbiamo parlato, non è un uomo solo, non è una persona sola, ha anche il peso dei partiti nazionali. E su questo però abbiamo un paio di cose da dire come valutazioni del momento. Queste elezioni amministrative vedono dei tentativi, come al solito, di discesa dal continente dei segretari, appunto, comunque di figure importanti, che fanno il solito lavoro che hanno sempre fatto, di andare a supportare il candidato locale che vede il proprio partito in appoggio. È scesa Giorgia Meloni, è stata a Messina, tra l'altro tirando fuori discorsi forse che non è il momento, insomma, riguardanti la problematica delle prossime regionali. Già da un po' di tempo c'è stato il sostegno, insomma, dichiarato all'attuale presidente Musumeci, però quando poi si trattava di dire perché, visto che non stiamo parlando di uno che non ha già fatto il presidente, lo sta facendo, sta finendo il suo mandato, la Meloni era abbastanza in difficoltà a dare delle motivazioni per cui questo presidente fosse così meritevole. Ovviamente ha omesso di dire che era l'ultimo nella classifica della valutazione di tutti i governatori e presidenti delle regioni. Allo stesso tempo c'è sceso anche il ministro Speranza e ha avuto, insomma, un trattamento non molto accogliente in vari luoghi, anzi qui abbiamo un documento che ci fa vedere a Palermo, appunto, a parte il monopattino che è una delle novità di quest'anno, però ecco, abbiamo un'altra foto senza monopattino,
Chiaramente qui non si parla né di ostilità verso il suo partito, che ammesso che esista, insomma, e neanche di un problema riguardante le amministrative a Palermo. Qui il ruolo che lui ha svolto come ministro del governo, attualmente in carica, anche nel precedente, evidentemente a una parte degli italiani non ha portato particolare gradimento, insomma, nelle sue scelte. E quindi questa è un po' la situazione. Noi avevamo detto qualcosa, se ti ricordi, sulla questione del condizionamento o dell'autonomia, tra virgolette, della dimensione amministrativa. Hai notato, insomma, un po' queste caratteristiche? Anche Letta per il PD è venuto, insomma, è un meccanismo già visto, ma secondo te in questa tornata di votazione influiranno in positivo o addirittura qualcuno rischia di prendere ancora meno voti che se non avesse avuto l'abbraccio mortale, tra virgolette, del partito di turno? Come si gioca questo fattore? Porta aiuto o addirittura porta danno? Ma vista la disaffezione alla politica, chi è che continuerà ad andare a votare e ormai chi è che è geneticamente schierato. E quindi la differenza non è che la fa ormai il presidente del partito, il segretario che viene in Sicilia, anche perché, ripeto, c'è sempre stato un politico che ha detto che le decisioni in Sicilia non le prendono i siciliani, quindi c'è poco da dire. Certo, c'è questo fatto qui che puntualmente ci devono ricordare che comunque dipendiamo da decisioni prese altrove. Quindi no, non credo che possano fare la differenza. Ormai i giochi sono fatti. Più che altro ne hanno approfittato questi segretari di partito per cominciare quella che sarà la vera e propria campagna elettorale per le regionali. Stanno cominciando un pochettino a toccare il polso all'ammalato per vedere un pochettino come muoversi, che prospettive ci siano. In particolare c'è stata una piccola rivelazione, diciamo, o meglio, anche in questa occasione si è verificato un caso abbastanza raro che noi avevamo citato come esempio di possibilità quasi assurde, insomma, dell'inverosimile, e però questo inverosimile si è riproposto, ossia che tra i vari comuni, grandi e piccoli, ce n'è uno che io sinceramente non avevo mai sentito nominare, che si chiama Valle d'Olmo, nelle Madonie, esattamente in provincia di chi non lo so, dove in pratica c'è un candidato sindaco e una lista. Ecco, non staremo a ripetere ciò che a questo proposito avevamo detto, però in qualche modo è la forma più sfacciata, se vuoi, o più manifesta della futilità del momento elettorale. Infatti erano anche preoccupati, questo sindaco, questo candidato era preoccupato di non farcela. Dice: come? Parti solo, arrivi solo, come fai ad arrivare secondo? Dice: no, perché se non votano il 50% più uno degli aventi diritto, credo che la percentuale sia, la votazione non è valida. Ma tu come fai a convincere una persona che dice: dai, oggi vai lei, ma che ci vado a fare? Cioè, effettivamente la possibilità che un po' dei suoi abitanti non ci stiano a fare questa sceneggiata è forte. E come fai a dargli torto in fondo? Dici: ma se vengo a votare voto per te, oppure voto per te. Ma allora è appunto la fine dell'opzione, cioè della possibilità di scelta. Ora, dicevo, questa è la forma sfacciata nel caso di questo piccolo paese, ma il rischio che io ponevo anche in precedenza era che in certi casi, in certi contesti, la possibilità di scelta fosse solo virtuale, o meglio fosse solo apparente, perché poi andando a spulciare, andando a vedere nello specifico, parlando di un elettorato consapevole, un elettorato di buona qualità, voglio dire, un elettorato libero, qual era effettivamente la scelta che si trovava di fronte, tra quali alternative?
E possibilmente poi si poteva andare a verificare che alcuni candidati erano solo o sono solo dei segnaposto, e quindi in effetti non c'è scelta manco per questi altri. E lì poi, come dicevi tu, l'elettorato può anche in queste condizioni sentirsi poco motivato ad andarci a votare, in fondo, no? Però alla fine così abbiamo messo in discussione quell'appuntamento e anche quello che verrà dopo, perché io sono sempre dell'idea, forse sbaglierò, ma un sindaco che sa perfettamente, come sappiamo tutti, che hanno votato poche persone, di queste poche sono una percentuale, cioè che alla fine rappresenta una parte molto piccola degli abitanti, dei residenti di quel comune, è inutile che ci giriamo intorno, ha una legittimazione zoppa in qualche modo. Non ha il paese, la città, insomma, con sé, almeno in partenza. Non può neanche iniziare quella che si chiamava una volta la luna di miele, no? La prima fase in cui c'è un po' di entusiasmo, ci sono le aspettative, c'è la spinta, come in qualche caso è successo. C'era anche quel bel film di Ficarra e Picone che ripercorreva la fase un po' dei sindaci a 5 Stelle. Insomma, un momento di unità, di riconoscimento di un elettorato verso questo. Ed è una bella fase, anche poi se fa la fine che fa. Ma se già in partenza si è sindaci di pochi, se non quasi di nessuno, non è un buon inizio, voglio dire, no? Vedi così chiaramente noi non siamo in quelle città, per cui è una visione molto così generica, però secondo te sono emersi dei candidati sindaci che effettivamente possono far sentire l'elettore siciliano realmente davanti a una possibilità di scelta degna di questo nome, cioè con magari 2 o più figure ugualmente valide, in cui a quel punto la scelta ha un significato? Oppure siamo tutti a Valle d'Olmo? No, magari a Valle d'Olmo non ci siamo. Vedi, per rispondere a questa domanda uno dovrebbe conoscere le singole realtà e i singoli candidati sindaci nei 391 comuni della Sicilia, e sicuramente non sono in grado di dire qualcosa. Io posso dire che a Palermo, a Messina, c'è qualche tentativo di cambiare un pochettino il meccanismo ormai che si ripete sempre. Però tu accennavi a film di Ficarra e Picone, L'ora legale, e sinceramente io non vorrei che questo film sia anche una sorta di profezia, cioè perché la gente in effetti vuole il rinnovamento, che le cose cambino, però poi alla fine non sono nemmeno tanto disposti a modificare in prima persona certe abitudini che la politica, volendo o nolente, anche inconsciamente ci ha diciamo trasmesso in questi anni. Perché sì, è bello, cioè, votare il sindaco che magari ti rende pulita la strada, ti sgombra gli ambulanti che non sono in regola, eccetera, però alla fine questo comincia a disturbare. E alla fine quasi quasi dice si stava meglio quando si stava peggio. In sintesi, il film di Ficarra e Picone racconta questo, ed è una grossa paura che ho, che l'elettorato siciliano, e quindi i siciliani in genere, non sono pronti, vorrebbero il cambiamento ma non sono pronti. Questa è la mia paura. Ma io su questo credo che, sempre facendo riferimento all'esempio del film, il film però abbia mancato di rappresentare un aspetto di ciò che tu adesso riproponevi, e cioè, almeno io ho visto che nella Prima Repubblica, mettiamola così, i sindaci, che non erano sindaci di liste civiche, erano la prima cinghia di trasmissione per ciò che veramente di grosso dal punto di vista delle promesse e dei favori
i partiti nazionali potevano fare, perché hai voglia tu da Pedara o da Mineo, dice quello è andato a fare la guardia carceriera, e la guardia carceriera vuol dire amministrazione penitenziaria, non è certo comunale, o la manutenzione delle strade, che è una questione regionale, o la guardia di finanza, che è una questione nazionale. Ci vogliono degli apparati, o impiegato all'INPS, che pure è un apparato, credo che sia di gestione ovviamente statale, nazionale. Cioè, come si fa a coordinare con una capillarità locale queste distribuzioni di posti molto ambiti, o almeno la promessa di poterci arrivare? Se tu c'hai un candidato di una lista civica che è Pedara Amore Mio o Amo Mineo, sai che è uno che là arriva e là si ferma. Manco la speranza dell'illusione del miraggio puoi avere che ci metta una buona parola all'INPS, perché non conosce nessuno, perché non ci sono i partiti. Quindi su questo aspetto il film di Ficarra e Picone parlava di quelle piccole cose, diciamo così, locali, appunto, cos'era il chiosco bizantino, il chiosco con le colonne, via di seguito. Però il clientelismo è ben altro, voglio dire, è stato su altri livelli. E oggi quello non funziona meno bene, perché non ci sono questi, ho detto, questi rappresentanti dei partiti scendono, ma un po' annaspano. La stragrande maggioranza dei sindaci sono di liste civiche. A me sembra che si sta riproponendo, voglio essere capito e non ho la pretesa di paragonare l'impero romano a quello che sta succedendo in Italia, però a me dà l'impressione di vedere davanti a me l'impero romano. L'impero romano, e quindi come impero romano dico la vecchia politica, come se si leggeva? Si leggeva che nelle varie province o comunque territori occupati mettevano, cioè lasciavano usanze, modi di agire locali, mettevano un governatore o un responsabile che comunque a loro interessava che tenevano buoni quei popoli, e che comunque come unico riferimento fosse Roma, quindi l'imperatore e la società. Certo, nel momento in cui questo sistema crolla sotto la spinta delle invasioni barbariche, eccetera, eccetera, questo castello crolla. E secondo me possiamo dire che la stessa cosa un pochettino si è verificato. Cioè, prima c'erano il partito con i vari segretari delle regioni, davano loro le indicazioni e così, e magari davano anche un pochettino di libertà, ovviamente, tra virgolette, nel modo di agire, eccetera. Il crollo di questo sistema dei partiti che non stanno funzionando più, certo, ha fatto perdere l'autorevolezza che poteva avere il partito, anche se le liste civiche comunque dietro ci sono sempre i grossi partiti. Ma poi ritorniamo al discorso che facevo la volta scorsa, ma non è che se ne preoccupano più di tanto. A loro interessa che quella manciata di elettori, come dicevo prima, geneticamente convinti, gli permettono il mantenimento del potere, perché è quello che interessa. La legittimazione ad esercitare il potere. Poi, se questa legittimazione avviene con il 50% degli elettori o il 4%, gli altri sono tutti quanti che non votano, a loro personalmente questo non interessa. Ma è sempre un modello, quello di cui tu parli, che sta in piedi nella misura in cui c'è una sorta di monopolio, e questo forse è l'unico aspetto sul quale io mi sento di dire che nei limiti enormi che sappiamo il sistema democratico andrebbe contro i monopoli nella politica,
perché a differenza, ovviamente, comparandolo con gli altri sistemi, no? Un sistema monarchico non prevede un re alternativo, a meno che non ci sia un regicidio. Parte con una formula e quella è la formula dinastica. La democrazia è l'unico sistema nel quale è vero che dal punto di vista umano delle velleità o delle aspirazioni, chiunque sta seduto su una poltrona può sperare legittimamente, lo capiamo, di restarci vita natural durante, ma contro questa aspirazione personale va il fatto che a scadenza del mandato quella poltrona si rimette in gioco. Cosa voglio dire? Che se quel sistema di non far votare, o meglio, di essere contenti che tanta gente non va a votare e di avere quei 4 voticini comprati, possibilmente, che riconfermano la poltrona, fosse un sistema perfettamente funzionante, sarebbe buono per questa visione. Il fatto è che, come il Movimento 5 Stelle ha dimostrato, perché lo ha dimostrato, ti può arrivare una proposta nuova, con persone anagraficamente nuove, che levano un po' di poltrone a gente che ci si era seduta, ci aveva fatto il campeggio sopra, e che obiettivamente nella loro vita personale ci hanno perso qualcosa. Poi lascia fare che chi le ha preso il loro posto sia discutibile per tanti aspetti, però da un punto di vista del ricambio della classe politica, al Parlamento regionale a Palermo e al Parlamento nazionale a Roma sono entrate decine e centinaia di facce nuove. È così. E queste chi ce le ha messe queste facce? Ce l'hanno messe gli elettori. E pensiamo che i vari tirapiedi del PD, di Forza Italia e compagnia, che hanno perso quei posti e che si sono ritrovati espulsi dal sistema delle cariche, siano stati contenti? Credo proprio di no. Cioè, tutto ciò è avvenuto. Ora, da quella fase lo vedremo prima alle regionali in Sicilia e poi alle politiche, se ci saranno, che cosa si riuscirà a coagulare, che non sarà certo un Movimento 5 Stelle, perché sono delle situazioni forse irripetibili per certi versi, o meglio, bisogna passare altri 50 anni forse per farlo dimenticare e riproporlo, no? Però nel caso in cui qualcuno ci volesse provare, poi la si vede, come si dice, in quel momento, no? Possibilmente rappresenta un'opzione che ciascuno di noi può decidere di sostenere, nella misura in cui esiste il diritto di voto. Allora, parlavi della democrazia. La democrazia, secondo me, nella sua la democrazia vera è morta, perché lo diceva un filosofo quando parlava delle tre di governo, le tre forme di governo, quindi il governo di uno, il governo di pochi e il governo di molti, quindi la repubblica, la democrazia. E diceva che comunque poi la democrazia è portata alla corruzione e quindi poi inevitabilmente passa al governo di pochi, all'oligarchia, con un forte rischio che poi si passi al governo di uno. Io penso che ormai di democratico ci sia solo semplicemente questa parola che è molto abusata ormai, perché si è passato proprio a un governo oligarchico dei partiti che si devono rinnovare nella loro posizione di potere. Il Movimento 5 Stelle, secondo me, sarò anche accusato di essere un complottista. Il Movimento 5 Stelle comunque è stato progettato e voluto dal potere, perché ad un certo punto si è visto che la gente era
insofferente a un certo sistema. E quindi c'era la necessità di andare a incambiare questo dissenso, che la gente comune ha individuato in questo movimento, ci ha creduto, e poi la storia è sotto gli occhi nostri. Cioè, hanno preso questi voti, questo coso, e le hanno proprio ribaltate nella vecchia politica, nella scatoletta che c'è lì. Poi il problema è che tu hai detto se si voterà, e infatti se si voterà, perché qui siamo già al passo successivo dal governo di pochi, non lo so se passeremo a un governo di capitani che è l'anticamera al governo dell'uno, perché qua praticamente prendono decisioni in barba alla volontà popolare, parlano della Costituzione quando gli fa comodo, però da 2 anni a questa parte è poi palesemente calpestata, sia nei diritti quando c'è stato il lockdown e tutto, oppure adesso per via della guerra in Ucraina, sul fatto delle sanzioni economiche, cioè, stanno prendendo decisioni senza un'espressa volontà del popolo. Cioè, l'articolo 1 non esiste più, la sovranità appartiene al popolo. E questo è il problema. Il problema grosso è questo. Mi hai fatto venire in mente un aneddoto molto paesano che praticamente riguarda le feste, diciamo, che avvengono periodicamente. Parliamo in particolare dell'ultima Pasqua. Di solito chi organizza le feste si fa un giro tra i commercianti, insomma i negozianti, per raccogliere qualche contributo per la riuscita della festa, che in particolare per il caso della Pasqua consiste nell'utilizzo di fuochi d'artificio, no? E è successo che appunto sono stati raccolti questi fondi per i fuochi d'artificio, è arrivata la Pasqua e fuochi d'artificio non se ne sono visti. Al che un po' i paesani, ma soprattutto chi aveva dato il contributo, dice: ma com'è finita sta storia? Cioè, no, sai, primo, adesso non era il momento giusto perché questi rumori, queste esplosioni fanno pensare alla guerra, questa brutta guerra che è l'unica guerra che vale la pena di prendere in considerazione, quindi non stava bene. E quindi coi soldi che ci avete fatto? No, abbiamo fatto un'organizzazione di beneficenza per il popolo ucraino, che è appunto una cosiddetta eterogenesi dei fini, di fronte alla quale o uno alza le mani dicendo beh, per il popolo ucraino questo ed altro, oppure se non ha questa soggezione, diciamo, quasi mistica, dice: senti un po', ma la Pasqua è la Pasqua, i soldi erano stati raccolti per questo, sta cosa che tu, manco senza dire, sai, abbiamo pensato, che ne pensi? No, ti pigli e ti fai i fatti tuoi, non mi sta bene. Morale della favola: chi non ha gradito questo modo di fare, poco collegiale, poco democratico, ha detto: alla prossima Pasqua è inutile che perdi tempo a venirmi a cercare per il contributo, te la fai, vai a cercarlo in qualche altro paese vicino. Ora, a me sembra abbastanza calzante, no? Perché in fondo i diritti calpestati, la rappresentanza calpestata, calpesta anche i doveri, di fatto, perché chiedere senso civico e diligente cittadinanza nella espressione dei doveri anche del contribuente in particolare, a fronte di questo continuo schiaffeggiamento su tutte quelle che non sono delle cose così astratte, ma dei punti precisi che, come tu parlavi degli articoli della Costituzione, eccetera. Se divorzio deve essere, che divorzio sia. E quindi, in qualche modo, una popolazione, una cittadinanza
non collaborativa e un po' sul piede di guerra in un certo senso, non necessariamente in maniera organizzata e particolarmente efficace come alternativa, ma semplicemente sul piano anarchico, se vogliamo, della disobbedienza e anche dell'illegalità, se vuoi, un'illegalità diffusa anche su piccole cose, che però trova la sua motivazione, se vogliamo, autoconfermativa del cattivo trattamento ricevuto dalla parte istituzionale, poi diventa complicata. Cioè gestire un paese in cui ognuno fa un po' come gli pare perché è stato portato a questo non lo vedo tanto semplice. Volevo aggiungere una cosa sul piano della democrazia, nel senso della praticabilità degli spazi, perché è successo una piccola cosa, forse, che però ne ha ricordata un'altra, visto che i luoghi erano gli stessi. A Genova ci sono degli spazi comunali, anche con il discorso dei portuali, i famosi camalli, eccetera, eccetera, insomma, in una dimensione tradizionale di presenza nel sociale, e il partito della Lega aveva chiesto di poter fare un incontro con i famosi Borghi e Bagnai in uno di questi spazi, che è gestito da un gruppo, diciamo un consiglio d'amministrazione, non so come chiamarlo, che aveva acconsentito a questo incontro. Fatto sta che c'è anche un servizio del Fatto Quotidiano, chi vuole vedere e sentire più precisamente come sono andati i fatti vada a vederlo. Al giorno, al momento, all'orario in cui doveva avvenire ciò, ed erano arrivati i relatori e tutti i militanti, eccetera, eccetera, alcuni membri di questo sodalizio, insomma persone che lo frequentavano, hanno deciso che non gli stava bene che questa cosa andasse, con degli argomenti un po' tirati per i capelli, secondo me, perché è venuta, insomma, sembravano la riedizione delle sardine. Se ti ricordi, l'ultima campagna elettorale che abbiamo visto vedeva queste sardine, direi piuttosto aggressive, nel rendere difficile il contatto con l'elettorato, i gazebi, no? Gazebi che venivano aggrediti, cioè una forma anche di teppismo di fatto e piuttosto di stampo squadrista, come si dice. Bene, e appunto è andata così, per cui questo gruppo si è messo lì, ha boicottato, ha bloccato, fino al punto che l'iniziativa della Lega non ha potuto avere luogo. Ora, qualcuno giustamente ha pure fatto notare, ma tutta questa energia, questa veemenza, visto che dite che siete di sinistra e che la Lega è il problema, ma il vostro governatore ligure Toti va bene? Cioè, mai gli hanno contestato nulla, no? Pur essendo espressione del centrodestra. Allora, in questi casi vedi anche un po' il sistema della bomba a orologeria, insomma, anche i due pesi e due misure, quando queste squadre paramilitari vengono sguinzagliate, come dice, gli sciolgono il guinzaglio perché bisogna andare a impedire in modalità così violente un qualcosa che sarebbe nelle possibilità e del diritto di ogni forza politica. Quindi teniamo anche conto, voglio dire, di questo aspetto. Ma qual era il riferimento storico? Il riferimento storico di ben altro spessore e peso risale al 1960 e riguardò proprio la città di Genova, perché nel 1960 a livello di politica nazionale si inaugurò un governo particolare, nel senso che era il governo Tambroni, nel quale per la prima volta c'era anche il sostegno, la presenza del movimento sociale, che prima invece era rimasto sempre all'opposizione. Di fronte a questa minaccia per la democrazia, proprio da Genova partì una contestazione molto aggressiva dei sindacati, della sinistra, dei partiti, eccetera, che mise in subbuglio la città, perché doveva esserci forse, credo, un congresso, un incontro, e tanto fece con queste modalità che riuscì a non far svolgere questa opzione. Quindi un partito
che rispetta, diciamo, le regole repubblicane e soprattutto gli elettori che l'hanno votato, viene impedito a accedere alle responsabilità di governo perché un gruppo pensa che non sia il caso di farglielo fare, no? Ecco, arriviamo anche a questo in certi casi. Quindi le forme automatiche dell'oligarchia di cui tu parli, a volte per mantenersi in piedi devono anche andare giù di manganello, insomma, e l'hanno fatto in passato. E oggi possibilmente, come con quei manifesti di cui abbiamo parlato la settimana scorsa, manifesti anonimi contro uno dei candidati a Palermo, possibile che vengano appesi in tutta una città dei manifesti anonimi? È curioso, però è una modalità scorretta di boicottare appunto e di danneggiare il percorso. Ora, in questo senso, dobbiamo sperare che ci sia il disincanto e la disillusione di cui tu parli, perché se invece arrivano un po' di entusiasmo e di spirito attivo da parte dei cittadini, di conseguenza ci sono gli atti di repressione? Cioè, queste sono le due alternative. Gli atti di repressione l'abbiamo visti. L'abbiamo visti per chi dissentiva dal Green Pass, si è scesi in piazza e le manifestazioni non sono state fatte arrivare dove dovevano arrivare, ci sono state le cariche della polizia, ci sono state sono scesi in campo poliziotti fisici che dovevano controllare la forza ondulatoria di alcuni mezzi, se ancora sopportavano bene le pressioni delle ruote, non lo so. Comunque, voglio dire, non è che non abbiamo esempi di boicottaggio anche del manifestare il dissenso. Quindi, secondo me, siamo lì, Forse l'aggravante è quello del fatto che tutto ciò potrebbe investire il momento elettorale, che è il momento appunto, in cui si va a decidere a votare per chi governa, no? E in questo non posso fare a meno di ricollegarmi a un evento, diciamo, editoriale, perché pare che stia andando bene, l'ultimo libro di Matteo Renzi, che ha per titolo Il mostro, che praticamente racconta dal suo punto di vista ovviamente tutta una vicenda di pesante implicazione, poi con innocenti, colpevoli, non lo so, del politico nazionale Matteo Renzi, che poi si incrocia con il famoso caso Palamara e quindi anche una sorta di ammissione di responsabilità della struttura giudiziaria dell'Italia, che diventa fattore di interferenza, no? Per cui appunto la corruzione elettorale distorce le situazioni, le minacce di sardine e cavalli rabbiosi, anche quello porta problemi, un'inquisizione di giudici che hanno interesse che una persona, come ho detto, non sto a dire che meritava il nostro voto o no, ma meritava sicuramente il diritto di provarci, insomma, fosse Salvini, fosse Renzi, fosse chiunque, e invece viene in qualche modo boicottata, appunto, come se in una gara dice sì, però a quello gli abbiamo rotto i freni, quindi alla prima curva andrà dritto e si schianterà. Questo chiaramente sono tutte modalità di destrutturazione della possibilità di espressione democratica, no? Anche questa. E quindi, appunto, è una guerra ad alto livello, con colpi molto pesanti da entrambe le parti, che ancora dobbiamo vederla tutta, insomma, questa che gira intorno alla figura di Renzi, ma appunto potrebbe riguardare anche altri. Su questo terzo fattore, per cui possibilmente qualche scheggia impazzita di qualche procura magari inizia qualche inchiesta che poi dura un decennio e va pesantemente a condizionare per esempio qualche governatore che è stato destituito
e poi dopo riabilitato alla fine del mandato, ovviamente. Dico, pensi che anche ciò potrebbe avere il suo ruolo nel rendere poco significativo il voto dei cittadini? Ma non si mette limite alla volontà divina. E quindi, Sì. Chiamala divina. Divina è... Tu dici che sono animati dalla spinta del bene? sì, poi bisogna vedere se è la spinta del bene comune o del bene del cortile. No, perché di questi benefattori, diciamo, di queste figure tutelari, di questi pastori, ne è venuto fuori uno abbastanza interessante perché ci coinvolge tutti come spettatori. Tutti quanti abbiamo avuto nei decenni scorsi, insomma, una delle trasmissioni della Rai che aveva più successo, più apprezzamento con gli approfondimenti, diciamo, scientifici, eccetera, del divulgatore Piero Angela, che appunto con quark, super quark, eccetera, da una vita, insomma, ci ha cresciuto, potremmo quasi dire. E da un certo periodo in poi, tra i suoi collaboratori e ospiti fissi, c'è stato il noto storico Alessandro Barbero, il quale di recente, proprio in questi giorni, ha rivelato un po' un dietro le quinte di quella collaborazione, che si sostanziava in una serie di argomenti brevi, di storia, essendo lui storico in particolare del Medioevo, che lui doveva selezionare per raccontarli, insomma, al pubblico di Piero Angela. E noi ce lo ricordiamo, insomma, erano tante cose poco conosciute sulla vita, appunto, degli abitanti dell'Europa medievale o altri fatti vari. E diceva, solo in un caso ci fu un intervento di censura, tra virgolette, o meglio, di cambiare argomento, di non trattare quello che lui aveva selezionato, da parte di Piero Angela. L'argomento era la biografia di San Francesco, la vita di San Francesco. Semplicemente per il fatto che, storicamente parlando, di biografie di San Francesco ne esistono più di una. Poi su questo Barbero ha potuto fare fuori da Quark, per i fatti suoi, un'ampia conferenza in cui è stato libero di raccontare questa storia che veramente ha poco di scandaloso, devo dire, almeno dal mio punto di vista, perché il primo biografo aveva conosciuto Francesco prete, che poi diventerà santo, e lo descrive in tanti aspetti reali della sua vita. Gli storici successivi man mano creeranno il mito e quindi vanno a costruire una biografia sempre più adeguata ad un santo, diciamo così, limando gli aspetti un po' più ruvidi del carattere di questo essere umano, tutto sommato. Allora, perché Piero Angela censurò ciò che non era in odore di eresia e neanche di scarso rispetto verso la religione? Per paura, perché diceva, sai, qui in Rai ho parecchi nemici, non vedrebbero l'ora di cogliere questo pretesto per massacrarmi, per creare problemi, perché insomma ci sono delle correnti anche lì, appunto i cattolici, i laici e via di seguito, quindi era quasi un tema scottante per gli equilibri interni. Ora, tutto ciò può far sorridere, però di fatto illustra la forma di preselezione in qualche modo che il mondo della TV, i media prima dell'avvento dei social o di YouTube o di questa apertura esercitavano questa sorta di controllo, insomma, qualcuno decideva cosa andava raccontato e cosa no. E questo secondo me è un segno dei tempi, spero in positivo nella maggior parte dei casi, accanto a tutto ciò che noi sappiamo e che diciamo della manipolazione. Non parliamo poi di ciò a cui andremo rapidamente a occuparci nella terza parte della trasmissione, insomma la narrazione della guerra, appunto le fake news e compagnia bella. Però in tutta questa situazione è vero che gli spazi per narrazioni diverse, anche
parliamo di casi celebri in cui c'è spazio per una lettura alternativa, con prove, documenti, quello che sia. Esiste questa, come si dice, questa possibilità che oggi si dà a noi tutti, in qualche modo. E quindi forse è anche più difficile una manipolazione che magari al momento funziona, però entro breve tempo viene magari smentita o comunque qualcun altro spunta a dire che c'è stato un modo non corretto in qualche modo di rappresentare quella realtà. E lo stiamo vedendo, se ricordi Salvatore, la settimana scorsa, poi la questione è andata avanti ovviamente sul dibattito che riguarda la recente stagione delle vaccinazioni di massa, la legittimità, la correttezza, il rispetto delle regole, il rispetto dei pazienti. Adesso si parla delle donne in gravidanza, con insomma delle pericolosissime derive di disattenzione o peggio, che poi però qualcuno viene a chiedere anche conto delle responsabilità, voglio dire. Vedi in questo senso, anche per quanto riguarda gli argomenti di cui ti capita di interessarti, insomma, un'evoluzione sulla possibilità di reperire, anche e soprattutto grazie alla rete, delle varie sfaccettature dello stesso tema. Noi ci siamo occupati e ci occuperemo di argomenti di geopolitica e anche di storia, no? Dove in retroscena le realtà nascoste in qualche modo dalla propaganda vengono fuori dopo alcuni anni. Però, ecco, in questo senso, per tua esperienza, oggi anche cose che su cui ti sei occupato ancora di più, se vogliamo, che è la fase del momento critico per la Sicilia del 43 fino poi alla definizione dello statuto. Su tutti questi argomenti, voglio dire, secondo te oggi ci sono più possibilità di non essere vittima di una visione ufficiale o no? Chiaramente la tecnologia che si è sviluppata permette tutta la possibilità di avere delle fonti di informazione diversificate. Il problema è l'informazione del sistema che riesce a inculcare alle persone un determinato pensiero unico e che quasi quasi li circonda da una corazzatura che praticamente rigetta tutto quello che non è conforme al pensiero mediatico ritenuto appunto dal sistema sano. Quindi tutte queste altre informazioni libere, chiamiamo tra virgolette libere, vengono tacciate di complottismo, oppure addirittura i vari gestori dei social liberamente bloccano, tagliano, dicendo che questo è un argomento sensibile, non lo puoi dire, eccetera. Quindi voglio dire, alla fine ci sono le possibilità, però c'è anche una grande possibilità di controllo da parte del pensiero unico. Arriviamo all'ultima parte della trasmissione di oggi, che riguarda, qualcuno ha detto insomma che la guerra in Ucraina è la prima guerra al tempo dei social, nel senso che a differenza delle precedenti, in questa occasione, in questo nostro presente, il cittadino del mondo, l'italiano, l'europeo, possibilmente in misura significativa ormai, statisticamente non marginale, piuttosto che aprire il giornale, piuttosto che accendere il TG delle 8, va in giro per i social e attraverso anche frammenti, diciamo, abbastanza eterogenei, però assume quotidianamente una serie di frammenti, di elementi, di immagini, video, opinioni, presunti fatti e via di seguito, in un grande minestrone in cui in effetti
La manipolazione c'è, indubbiamente, però è in qualche modo contrastata, non so, perché poi è chiaro che il risultato non è perfettamente chiaro, però ecco, è affiancata dal suo contrario, se vogliamo. Ora, per fare un esempio, oggi in questi 2 o 3 giorni abbiamo saputo 3 cose. Primo, che Putin minaccia la nostra sopravvivenza alimentare, quindi l'arma della fame è quella più forte che lui potrà utilizzare. Però allo stesso tempo abbiamo saputo che gli resta poco da vivere, perché è malato di tutto e di più, forse anche la scrofola del Medioevo, insomma. E poi abbiamo saputo anche che è già morto in realtà, e che quello che vediamo comparire in giro è una controfigura. Ora, che uno sia tanto bravo da minacciarci, però c'ha un piede nella fossa, anzi no, è già morto, che cos'è? È una propaganda che funziona? Cioè, sono 3 cose un pochino diverse tra di loro. Io ascolta, ultimamente i TG ascolto 2 cose, però poi cambio perché in qualsiasi canale c'è come se ci fosse una linea guida di quello che bisogna dire. Quindi io non lo so se queste notizie che poi vengono messe in giro abbiano un fondamento. Sicuramente, come più volte ho detto, siamo in quella che è la guerra mediatica dell'informazione, eccetera. Quindi io quello che viene da una parte o dall'altra vedrei con il beneficio dell'inventario, anche perché non siamo sul terreno, non siamo nelle stanze del bottone né dall'una né dall'altra parte, né viviamo la tensione politica che c'è né dall'una né dall'altra parte. Tutto quello che viene detto, secondo me, è relativo. Una cosa che ho potuto notare è il cambio di passo nell'informazione, diciamo, ufficiale. Fino a qualche tempo fa sembrava che Kiev stesse arrivando pure a Mosca, stava vincendo, eccetera. Ultimamente pare che questa cosa qua è cambiata. Non è vero che la Russia è ferma e sta perdendo territori, ma adesso si dice avanza, rosicchia piano piano territori, sì, certo, sta cercando, è quasi in procinto di occupare tutto il Donbass. C'è già questo cambio di passo, la dice lunga, anche perché poi gli vedono la faccia. Concludiamo la puntata di oggi. Vi lasciamo in compagnia della selezione di vignette e immagini che ogni settimana dalla satira riusciamo un po' a proporvi e che riteniamo anche diano il loro contributo, e ci diamo appuntamento alla prossima trasmissione. Buonasera.
Ciao.